Allora, per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, oggi abbiamo molti strumenti come servizi per l'impiego che sono finanziati sia dal Fondo nazionale, ma diciamo che sono gli incentivi più conosciuti dalle imprese, mentre i finanziamenti del Fondo regionale sono magari meno conosciuti. Abbiamo una parte di incentivi che vanno a colmare un po' quella parte di assunzioni che il Fondo nazionale non incentiva, quindi con una disabilità minore, ecco, rispetto a quella prevista a livello nazionale, ma soprattutto abbiamo anche una serie di interventi più mirati che sono stati poi definiti e regolamentati da alcune delibere regionali. In particolare abbiamo la possibilità di far frequentare alle persone disabili dei corsi di riqualificazione, di formazione che aiutino ad avere delle competenze più vicine a quelle che chiedono le aziende e oltre al corso di formazione far seguire al corso di formazione anche un percorso di tirocinio che quindi sempre con una borsa lavoro a carico del fondo permette all'azienda di poter avere la persona all'interno senza oneri, se non l'onere sulla sicurezza, e che di fatto riesce ad acquisire in azienda, a completare in azienda quella formazione che le permette poi di essere pronta per l'assunzione. Infatti questi percorsi hanno di fatto hanno un esito favorevole rispetto all'assunzione molto elevato. Poi ci sono sempre gli incentivi per adeguare il posto di lavoro, che è una delle parti del fondo che non è molto utilizzata e che sarebbe invece interessante, anche perché con lo sviluppo di tecnologie sarebbe interessante sviluppare magari tecnologie per favorire, no, questo adeguamento dei posti di lavoro. È un altro aspetto importante, soprattutto per alcune disabilità fisiche. Abbiamo persone anche con elevati titoli di studio che magari fanno più difficoltà e con una tecnologia, con degli strumenti tecnologicamente avanzati riescono ad esprimere invece una professionalità interessante. Da un punto di vista poi di ulteriori possibilità, evidentemente i nostri servizi sono sempre a disposizione delle aziende. Va detto che in questo momento, dal punto di vista delle risorse umane che possiamo dedicare, non sono tantissime, quindi c'è stato anche difficile avere un rapporto più diretto con le aziende, però con il piano di assunzioni che adesso stiamo per attuare, stiamo finendo tutta una parte di procedura concorsuale, avremo la possibilità in quasi tutti i centri per l'impiego di avere uno staff proprio dedicato per l'applicazione della legge 68 e quindi delle persone che potranno essere molto più vicine alle aziende, ovviamente ai loro consulenti, per far conoscere gli strumenti di cui ho accennato, ma soprattutto anche per una consulenza più diretta, no, rispetto alle possibilità all'interno dell'azienda di inserimenti, ma dell'uso anche di strumenti, che poi lo sappiamo, c'è anche lo famoso strumento, famoso, che ne abbiamo anche parlato oggi a lungo, delle commesse articolo 14, che possono quindi favorire l'inserimento di persone con disabilità nelle cooperative e nello stesso tempo però coprire la quota d'obbligo all'azienda, quindi questo è un altro strumento.